Ben ritrovati amici, riconoscete la bella cancellata e il palazzo alle mie spalle? Si tratta del Vescovado. Centro antico. Il primissimo palazzo vescovile o vescovado di Brescia si trovava nel punto in cui oggi si trova l'abside del Duomo Nuovo, cioè sul lato opposto dell'attuale via Mazzini, ed era collegato alle case dei canonici che nel Medioevo occupavano un edificio con portici al centro di Piazza del Duomo. La costruzione dell'attuale vescovado risale al 1470 sotto il vescovo Domenico de Dominici. Il palazzo venne completato nel 1567 durante l'episcopato di Domenico Bollani. Successivamente, tra 500 e 700, il vescovado fu ulteriormente ampliato sotto la direzione del vescovo Giovanni Dolfin e sotto la direzione dell'architetto Giovanni Maria Piantaviglia. L'ampliamento più importante è di sicuro quello della biblioteca queriniana, voluto nel Settecento da Angelo Maria Querini. Molto bella è la piazzetta adiacente al palazzo, conosciuta come piazzetta Vescovado, con i suoi 4 maestosi tigli e la fontana ottagonale del 400. Questo è il periodo della primavera e c'è un detto tipico di questo periodo che dice: primavera tardiva, le mai falide. Ve lo raccontiamo tra pochissimo, restate con noi. Centro antico. Di nuovo qui in piazzetta Vescovado, amici, ripassiamo il detto, primavera tardiva, le mai falida. Io ora dovrei alzarmi e fare le interviste su sta cosa, ma si sta così bene qui. Andiamo, va? Lei come se la cava col dialetto, signora Maria Teresa? Così. Lei di Brescia? No. Di dove? Di Chieti. Di Chieti, che bello, abbiamo già incontrato un'altra signora abruzzese nei giorni scorsi nelle puntate precedenti. Da quanto tempo sta a Brescia, signora? 55 anni. Non 55 giorni, insomma, dai, bresciana ormai a tutti gli effetti. Senta, le dico questo detto, primavera tardiva, le mai falida. Che vuol dire secondo lei? Che la primavera che viene tardi è sempre primavera, non fallisce. Hai capito? C'è solo da imparare dagli abruzzesi. Adelio. E lei? Alessandra. Ah, che bella coppia, Alessandra e Adelio. Senta Adelio, allora, primavera tardiva, le mai falida. Che significa secondo lei questo detto? Tardiva e mai fallita. Ecco, la primavera tardiva, le mai falida. Che significa? Che traduzione ha? Tardiva e mai fallita. Quindi sempre ci azzecca la primavera che arriva in ritardo. Sì, più o meno. Tardiva e mai finita. La primavera tardiva, ossia che quando arriva molto tardi, cioè invece di essere primavera in marzo, è non so, maggio, giugno. Le mai falida. Non è mai fallito, ossia va sempre bene. Oh, e questa signora voleva scappare e ha azzeccato il detto. Mannaggia. No, non saprei il significato. Prima era tardiva e ora non è mai fallita. Però non so che cosa sia, a che cosa si riferisca. Siamo in compagnia di una splendida ragazza che purtroppo ha un difetto. Ce l'ha confidato poco fa. È bergamasca. Sì, di Lovere. Vabbè, dai, allora, insomma. Confine. Sei al confine, insomma, dai, ti stai un po' purificando il sangue. Senti questo detto, Maria Luisa, vero? Primavera tardiva, le mai falida. Quindi la primavera che arriva in ritardo non fallisce mai, è sempre comunque una buona primavera. Cioè, io se non fossi sposato la bacerei sta ragazza. La signora Augusta, lei che fa? A spasso, abita qui in centro? Sì, abito in centro, ero laureata in farmacia. Beh, lo è tuttora, no? Sì, ma ormai, caro, ho 92 anni, Ma no, scusi, ci faccia capire una cosa. Prima di tutto la laurea non scade. No, non scade. E quindi lei è sempre laureata. Ha 92 anni, ma è una ragazzina di 20. Ma davvero? Grazie. Primavera tardiva. Le mai falida. Mai falida. Cioè, che vuol dire che la primavera è sempre, non fallisce mai. 92 anni, signora, le posso dare un bacio? Bene amici, chiudiamo anche questa puntata allora. Primavera tardiva, le mai falida. Significa questo, la primavera che arriva in ritardo è quella che non arreca danno, certo. Dovrebbe essere giusta, noi ce l'aspettiamo sempre puntuale al 21 marzo. Voi invece tornerete, speriamo, puntuali anche per la nostra prossima puntata. Grazie, alla prossima.